Pino, ti propongo di chiudere con un ascolto. Sì, prima volevo anche però dire appunto il discorso di Murica e volevo chiudere con l'ultimo forse progetto, un progetto che non è andato molto avanti ma è sempre in piedi. Io poi a Senego in realtà mi sono anche molto cibato delle tradizioni, ho avuto modo di approfondire, conoscere, in particolare anche grazie alla conoscenza e amicizia di Mondo Usai, col quale suonavamo, improvvisavamo, ci divertivamo, in uno scambio. Lui mi faceva conoscere pezzi, testi, eccetera, io gli facevo conoscere un po' di armonie, intonazioni, e fondammo anche un piccolo trio sardo, di cui facevamo materiale appunto tradizionale, tre con le launeddas, armoniche a bocca, chitarre, cose varie, che è stato, diciamo, la parte più tradizionale che io ho fatto. Ti ascolto, con cosa vi potrei salutare? Vediamo. Vediamo se riesco. Io se vorrei salutarvi con questo ballecanto dei Tancaruia, perché è forse un pezzo che rappresenta il rapporto fra la tradizione e la riproposta. Purtroppo è solo un pezzetto ed è un pezzo con cui, diciamo, al Festival di Mantova abbiamo creato quell'onda di silenzio di cui si parlava. Quando l'abbiamo suonato il teatro si è diventato, proprio lo sentivamo questa cosa. La registrazione non è buonissima, ma credo che dia un po' un'idea. La prima parte, diciamo, che fa parte un po' della tradizione del coro d'Orgoso, l'ultima parte è la parte voluta. E con questo ci salutiamo. Passata salita scasolata, quando che cada mucciare non ringala, o cada curriolo sulle zone, che non lì, fumato che verano, questo trole fatti sito su di sito, non sono le paiano, canto chi era mucciare di sano, canto e vita mazzitare, che si sfida, che arrivare a si sta, e si sta e tocca correre a sommare, il sumare parla di per strutturare, canto chi era mucciare di sano, o cada curriolo sulle zone, mucciare. Allora ringraziamo Pino per quello che ha fatto nella sua lunga carriera musicale, gli auguriamo ancora lunga vita e tante cose belle ancora da fare. E adesso ci dobbiamo affrettare per andare a Sapienza Murone, dove alle 11:30 c'è il prossimo appuntamento con Antonello Bazzo e Anna Cristina Serra, quindi ci troviamo giù.